Un ringraziamento a tutte a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questa nostra iniziativa. Il titolo lo conoscete, i temi che trattiamo li abbiamo scritti nell'invito. Io ringrazio in modo particolare gli assessori che ci hanno onorato della loro presenza e quindi con grande disponibilità. L'unico cambio di programma che abbiamo è quello che riguarda l'assessore Hausmann, che non può essere presente per un impegno al Ministero per quanto riguarda la gestione purtroppo dei gravi fatti che riguardano aziende agricole, diciamo, interessate dal terremoto, e quindi ha un impegno di questa natura, per cui credo lo dobbiamo scusare per questa sua assenza fisica, perché si collegherà alle 10:30 via Skype, quindi avremo modo comunque di ascoltare il suo intervento, mentre l'assessore Panna ha comunicato che intorno alle 11, 11 meno un quarto dovrebbe essere qui con noi. Allora io, per recuperare un po' i tempi, ringrazio soprattutto l'assessore Caselli della Regione Emilia-Romagna, la dottoressa Briscolini, che è il funzionario dirigente del Ministero, la nostra Presidente, che avrete modo di conoscere oggi. Questo è il battesimo, la sua prima uscita, diciamo, a un convegno pubblico. Poi abbiamo il nostro Presidente Paolo Quaggio e appunto l'assessore Fava, della Regione Lombardia, che ci ha dato da subito la disponibilità ad essere presenti. Io credo che questo confronto possa essere un elemento costruttivo per tutti noi e quindi auguro a tutti un buon lavoro. Poi ci sarà, come da programma, il dibattito, per cui insomma andremo avanti con i nostri lavori pensando di terminare intorno all'1. Alla fine ci sarà un breve rinfresco per coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. Darei subito la parola al nostro Presidente regionale Flavio Furlani per i saluti di... Buongiorno a tutti, tanto ringrazio la CIA di Venezia perché diremo, approfittando di questa occasione, ha convocato un tavolo del tutto invidiabile, credo, per parecchi, e diremo questo tavolo sollecita anche magari delle divagazioni che possono essere di fuori del tema del turismo, e ne propongo una sola, che forse in Italia bisognerebbe anche ragionare nel contesto della PAC su quelle che sono le macro aree, e inteso che la pianura padana, essendo maggior produttrice agricola di tutto il territorio nazionale, con omogeneità che coinvolge sia le produzioni zootecniche che quelle cerealicole, nonché i settori dell'ortofrutta e il vino in particolare, forse sarebbe il caso, più che disperdere tantissime risorse, ragionare su un sistema diremo trasversale su tutte le regioni del nord Italia, e chiaramente le macro aree riguardano anche il resto delle regioni. Vi ringrazio della partecipazione, vi ringrazio anche dei temi che verranno posti, perché la nostra regione, diremo, in ambito agriturismo forse presenta alcune anomalie. La prima è quella che l'assessore competente è l'assessore al turismo e non l'assessore all'agricoltura, e quindi condivido benissimo l'iniziativa della CIA di Venezia di portare, come del resto tutta la CIA, tutto il turismo verde regionale, quello di cercare di portare il turismo, l'agriturismo dentro il contenitore dell'agricoltura, e di lavorare in modo di semplificare tutte quelle che sono le normative e le incombenze che ricadono sugli agrituristi, anche perché diremo, quello che tutti auspicano è che ci sia una normativa ben chiara, ma che ci sia una normativa che sia raggiungibile, rispettabile, e che è inutile creare dei pacchetti o delle attese, diremo, di proporre attività al di fuori delle possibilità degli operatori stessi di poter perseguirle.
Il problema, diremo, che andrete a dibattere fondamentalmente, diremo, trova la condivisione della CIA regionale e non è importante capire qual è l'origine dell'agriturismo. È che l'agriturismo in generale richiede attualmente una tale specializzazione che non può essere ricondotto come una prestazione marginale dell'azienda. È una prestazione principale, è diventata tale e lo diventerà sempre più principale. Su questo credo che sia importante quindi poter stabilire e uniformare delle norme anche su tutto il territorio nazionale. Con questo io vi faccio gli auguri di una buonissima mattinata, le premesse ci sono tutte e quindi buon lavoro. Grazie al nostro Presidente regionale Flavio Furlani. Allora, a questo punto da programma l'introduzione della nostra Presidente Patrizia Del Ponte. Ok, visto che è il battesimo, devo accendere qui, fare qualcosa? Dovrebbe essere acceso. Ok. Allora, intanto un buongiorno e un benvenuto a tutti i partecipanti. Un ulteriore ringraziamento a CIA Venezia che in così breve tempo ci ha aiutato e coadiuvato nell'organizzare la giornata di oggi e grazie assolutamente alle istituzioni che hanno accettato l'invito al convegno. Motivo ispiratore di questo incontro è stato il desiderio mio e di molti altri colleghi di condividere le esperienze con altri imprenditori, territorialmente a noi vicini, in modo di poter esplorare nuove possibilità, nuove formule di miglioramento della legge regionale del Veneto sull'agriturismo a favore dello sviluppo delle nostre imprese agricole. Obiettivo di questa giornata di lavoro è quindi il confronto con le regioni qui presenti riguardo le visioni, gli obiettivi e quindi le leggi regionali sull'agriturismo e sul loro applicativo. La giornata di oggi vuole essere di contributo per un confronto autentico circa lo sviluppo della normativa della nostra legge regionale finalizzata a sostenere e incoraggiare gli imprenditori agricoli nell'investire sempre di più nel settore primario, dando così nuova linfa alle nuove generazioni. Quindi, tenendo ben saldo il principio della legge nazionale, che cita che l'attività agricola deve essere prevalente su quella agrituristica, così e che individua l'attività agricola come uno degli strumenti atti a sostenere, migliorare, sviluppare ed evolvere le aziende agricole ad esso connesse. Do inizio ai lavori ricordando che il Veneto, la mia regione, è leader nel settore turistico nazionale, ricca di paesaggi, di cultura, di tradizione, di un valore enogastronomico enorme e ha ancora molto da offrire, così come le nostre imprese, che tuttavia oggi sono limitate nella pratica dei fatti a causa di una legge che tiene a freno le potenzialità di noi imprenditori agricoli. Detto questo, apriamo i lavori e grazie.